Autore di una splendida doppietta, splendido secondo gol. Allora, semifinale. È andata bene, top posto. 2 partite, siamo riusciti a tirarci fuori il problema del Trento. Adesso andiamo a Bolzano, ce la giochiamo alla pari. Alla pari? Abbiamo fatto una buona partita, sì, 50-50, se giochiamo bene, non prendiamo troppi minuti, possiamo giocarcela alla pari anche a Bolzano. Sentiamo il capitano. Bene, bene, dai. Dura? Sì, sì. Cazzo, dura. Insomma, dai. Sì, è andata bene, dai. Siamo più forti. Siamo più Sicuro? forti? Sì. Beh, l'abbiamo dimostrato sul Sì, campo, sì, allora. infatti. E adesso come vedi la semifinale? Col Bozen? Vediamo che troviamo prima. E Bozen? Ha vinto? Sicuro? Simone? Sì, si è confermato. Sì? Sì, sì. Beh, allora, domenica andiamo a Bolzano. Alla SIL? Sì, non ho problema. Non c'è un problema. Ci proviamo. Grande, Sì, grande. sì. Simone, complimenti, è una partita eccezionale. Grazie mille. Eccezionale. Hai fatto delle parate strepitose. Grazie. Soprattutto nel momento topico dell'incontro, secondo me alla fine del primo tempo, nel secondo tempo quando il Trento poteva recuperare, tu gli hai veramente tagliato le gambe. Sì, dai, è andata bene. Poi Anche la mamma è molto soddisfatta, eh? Immagino. Dai piani alti, ho sentito. Si farà mangiare allora. Penso di sì. E tu come la vedi questa semifinale allora col Bozen? Bella, bella. Più di questa sicuro. Sì? Sì, certo. Ce la Basta possiamo giocare fare? bene, certamente. Sapete giocare come. Se giocate come sapete fare voi, penso che ce la possiamo fare Esatto, alla sì, grande. senza problemi, insomma. Verrà sicuramente una bella partita poi. Grazie mille Simone, complimenti ancora. Grazie a te. Marco Soia con il nuovo look da playoff ha portato bene fino adesso? Certo, e finché non parliamo non taglio niente. Non tagli niente? Fantastico, Luca la burassa. Né baffi né capelli. Come vedi la semifinale contro le FAU Bozen? Dura, tanto dura. Tanto dura? Tanto. Tanto dura? Beh, no, però non è impossibile, dai. Non impossibile. Quindi ce la possiamo fare? Io penso di sì. Tu pensi bene allora?